nostro problema è che non cresciamo, l'economia non cresce, quindi non c'è lavoro e il modo in cui misuriamo il nostro non crescere è abbastanza irrilevante. Io non so se vi ricordate quel bellissimo spot di Aldo, Giovanni e Giacomo che fanno il bungee jumping, vi ricordate? Quando lui sale gli chiede quante stone ci sono in uno yard, no? Ah sì, sì. Ecco, quello è fantastico, è fenomenale. Perfetto. Allora, se noi il fatto che la crescita è zero la misuriamo in stone, sono 0 stone. Se la misuriamo in yard sono 0 yard e se la misuriamo in inch sono 0 inch. 0 è sempre 0, non stiamo crescendo. Non stiamo crescendo anche se naturalmente l'Istat ci dice che c'è la ripresa, perché miracolosamente è successo che in uno degli ultimi aggiornamenti delle stime flash dell'Istat è saltato fuori che secondo loro quest'anno cresceremo dello 0,7%, che per pura coincidenza coincide esattamente con le previsioni del governo, 0,7. Qui ci sono diverse considerazioni da fare. La prima è che i dati sulla grande distribuzione organizzata, che di fatto ormai è l'unica distribuzione che esiste, perché il piccolo commercio nella logica europea, no, che è quella di fare le cose grandi, ci vuole una moneta grande, ci vuole uno Stato grande, è un complesso, ci vogliono i centri commerciali grandi. È un complesso freudiano, secondo me. Esatto, ci vogliono le radio grandi, io infatti non so perché sto parlando con voi, tutto grande. Noi siamo abbastanza grandi, noi puntiamo sulla durezza da sempre. Come qualsiasi radio che sia più piccola della BBC per un europeo è inefficiente, no? C'è questa idea che il piccolo è inefficiente, che tu non puoi comandare a casa tua, che a livello di regione l'abbiamo visto. Allora, e con questa grande, diciamo, questa idea della grandezza da mettere sopra tutto, però a che cosa ha portato? Ha portato il fatto che il commercio di prossimità di fatto non esiste più. Quindi i dati sulla grande distribuzione organizzata sono molto importanti perché ci dicono quanto effettivamente consumano le famiglie. Bene, i dati sul fatturato della GDO, cioè sui consumi delle famiglie, stranamente questa settimana sono di nuovo in crollo, in calo. Allora bisognerà capire esattamente come stanno le cose, perché da un lato l'Istat ci dice che i redditi aumentano, dall'altra parte però, come dire, umilmente chi vende le cose ci dice che i consumi calano. Io ho come la sensazione che avremo delle sorprese, cioè che questo 0,7 del quale parlano prima il governo e poi l'Istat a ruota del governo non si concretizzerà. E questo è una brutta notizia, indipendentemente dall'unità di misura. E quindi, nel senso, la situazione è una questione di unità di misura. La domanda che preme molto a me, ma quanto il PIL di un paese e la crescita del PIL di un paese, sebbene piccolissimo in questo caso, è il metro e comunque il ritratto del benessere di un popolo, perché alla fine è fatto di persone un paese. Esatto, quanto le persone sono, insomma, quanto questo dato riesce a rappresentare il benessere delle persone, perché se aumenta il PIL perché produciamo tantissimo, ma poi le persone stanno male, guadagnano poco, si fa dumping salariale pazzesco, come si fa? Ecco, è veramente indicativo? Allora, mettiamo ordine, perché questa è una cosa interessante come domanda e che nasce da una sparata estremamente poetica che fece il presidente Kennedy, se non ricordo male, una cosa del tipo ma perché il PIL non misura non so, la felicità dei bambini, e poi ci sono quelli che ti dicono ma se c'è un incidente e parte un'ambulanza che va e brucia benzina, anche quella benzina entra nel PIL, per cui anche gli incidenti fanno aumentare il PIL. Allora, cerchiamo di essere razionali. Punto primo, a me se un presidente degli Stati Uniti, che non è esattamente un poveraccio, mi dice che il PIL non dà la felicità, io rifletto sul fatto che lui è impaccato di soldi, come si dice a Roma, e può anche venirmi a spiegare che i soldi non fanno la felicità, anzi sicuramente sono anche causa di profonde nevrosi. Comunque, a mio avviso, è sempre meglio averne almeno un po' che non averne per niente. Non so se gli ascoltatori saranno d'accordo con me su questo, però, come dire, io quando sento dire certe cose guardo anche chi me le dice, perché se chi mi parla male della ricchezza è un ricco, è sospetta. Io dico, allora dalla a me. Esatto. Normalmente fammi provare un po' dei tuoi dolori. Esatto, no, per così li condividiamo. Esatto. Però i soldi non fanno la felicità, ma la povertà nemmeno, diceva Totò.
È bravissimo, no? Quindi, come dire, vedete che appunto anche in Padania si apprezza giustamente la cultura della Magna Grecia quando questa ci dice delle cose sagge, come spesso accade. Vedi che in questo caso accade. Scherzi a parte, cosa misura il PIL? Il PIL sostanzialmente è una misura statistica, cioè fatta con rilevazioni campionarie, quindi non è precisa e fra l'altro, come dire, si consolida il dato con una ragionevole certezza con un certo ritardo di 2, 3, 4 mesi. Una misura di che cosa? Di quanto è stato speso nell'economia. Speso da chi? Dalle famiglie in consumi, dalle imprese in investimenti, cioè acquisto di macchinari, dallo Stato in spesa per stipendi o per acquisto di beni e servizi, dal resto del mondo che acquista i nostri beni e quindi quelle sono le esportazioni. La somma di tutte queste spese costituisce per chi i soldi li incassa un reddito. Quindi, come dire, il totale delle spese coincide con il totale dei redditi e in un'economia di mercato i beni prima di essere normalmente i beni prima di essere venduti devono essere prodotti e per questo questa grandezza che è il totale delle spese, cioè il totale dei redditi, coincide anche con una stima del totale della produzione. Questo è il PIL. Allora il punto è che se il valore di quello che si produce e la quantità di quello che si produce cresce, si sta un po' meglio e si creano posti di lavoro, si sta un po' meglio. Insomma, io per esempio ho il piacere di parlare con voi perché esistono i telefonini. 40 anni fa non mi avreste messo il salo sulla coda come avete fatto oggi, no? Primo perché non vi sarebbe venuto in mente e secondo perché non mi avreste preso al telefonino. Quindi la tecnologia, che è qualcosa che fa aumentare il valore dei prodotti, a qualche cosa serve. E poi serve che ci siano aziende aperte che producono beni e anche servizi. Quindi, come dire, purtroppo il PIL è diventato da un lato un oggetto di una critica nominalistica, no? Perché sì, un po' retorico. Sì, perché si identifica, dice, ma il prodotto che vuol dire non è consumando che sei felice, un po' vendoliana. I prodotti dove li metti. Ma certo, naturalmente perché c'è come immaginario, no? Un po' astratto, no? Senza usare connotazioni negative dell'aggettivo vendoliano, ecco. Io quelle positive, te lo dico da sinistra, non le conosco, però in ogni caso il problema quale è? Molto, molto sinteticamente. Bisogna intanto far capire che il PIL è una misura del valore della produzione, il che significa che avere più PIL non significa necessariamente avere più oggetti inutili, ma anche avere meno oggetti che valgono di più. Se c'è qualche persona che come me tiene all'ambiente, la persona che come me tiene all'ambiente deve sapere che esattamente come un incidente stradale fa aumentare il PIL, anche la riconversione energetica di una casa, per cui la coibenti meglio, adotti delle tecnologie che risparmiano energia, fa pure quella aumentare il PIL. Quindi chi vuole la decrescita vuole sostanzialmente delle tecnologie sporche ed inquinanti. Cioè, ci siamo su questo? I paesi che sono meno progrediti di noi in termini di PIL sono paesi dove si usa il carbone e dove quindi la gente soffoca per le strade perché c'è lo smog. Questo va anche un attimo capito di cosa stiamo parlando. Se poi ci vogliamo dire che i ricchi sono nevrotici, che gli americani prendono tutti gli antidepressivi, eccetera, sì, d'accordo, si può parlare di tutto, però non faccio lo psichiatra. Una cosa alla quale assisto è che, come dire, studi epidemiologici condotti da studiosi di primo livello e pubblicati su riviste come il British Journal of Medicine dicono che con la crisi il numero dei suicidi in Italia è aumentato in modo statisticamente significativo. Sicuramente queste persone non si sono suicidate perché guadagnavano di più, ma si sono suicidate perché guadagnavano di meno o addirittura per niente. Quindi c'è stata a sinistra, ve lo dico perché purtroppo io ci abito, quindi ogni tanto rabbrividisco nel vedere quello che è intorno, c'è stata un po' l'idea che bella arriva la crisi, adesso smettiamo di consumare, diventiamo più parchi, perché sapete che essere di sinistra significava non essere porco, cioè non essere Berlusconi, no? Il pauperismo di sinistra, ok. Esattamente, il calvinismo, l'idea che voi dovete capire, io ho un'età, ho deciso di essere di sinistra negli anni 70 quando essere di sinistra significava libertà sessuale. Mi trovo a 50 anni, adesso sto tirando giù la Claire, per cui la cosa non mi riguarda quasi più, però in cui essere di sinistra significa essere contro uno che, come dire, porello, aveva tanti difetti, più un hobby che quantomeno io riesco a capire, non nel modo in cui lo esercitava lui. Lasciamo perdere, questo diciamo
fa capire che mettiamo proprio... una latere. Siamo in fascia Siamo protetta. Ma scusate, ecco, questo però ha molto a che fare con il tema di cui ci occupiamo, cioè se i soldi danno o non danno la felicità, dipende anche da come li spendi. Certo, è un dato freddo, va bene, ma c'è un altro dato, la disoccupazione, che freddo anche quello, ma scotta magari di più di quello del PIL. Ecco, sulla disoccupazione c'è un tentativo di drogare i dati, cioè di spacciare posti di lavoro, quelli che in realtà sono solo contratti che hanno cambiato forma? Allora, qua ci sono due cose da dire. Intanto io, colgo l'occasione, scusatemi, ma cogli quello che vuoi. Mi faccio una marchetta da solo. Io, se ci sono degli imprenditori all'ascolto, forse ci saranno, forse no, perché stanno lavorando a quest'ora, io vorrei che capissero una cosa. Il sistema nel quale siamo immersi è un sistema che è fatto sostanzialmente contro la piccola e media impresa italiana. Ne volete una prova? Ce ne sono migliaia. L'ultima che vi posso dare è il discorso che ha fatto Ignazio Visco pochi giorni fa, dicendo che le riforme del mercato del lavoro non sarebbero servite a niente, erano anzi dannose, perché la flessibilità scoraggiava l'innovazione, e ha detto: cari imprenditori, voi avete voluto la flessibilità per pagare poco i vostri lavoratori, ma pagando poco i vostri lavoratori voi potete permettervi di non innovare perché siete competitivi anche se non innovate, e in questo modo si andrà a disoccupazione di massa. Di fatto le riforme non stanno funzionando e la colpa è vostra. Chiaro il concetto? Sì, cioè stiamo arrivando alla fase, abbiamo prima colpevolizzato gli impiegati pubblici perché erano fannulloni, e vabbè. Poi abbiamo colpevolizzato i pensionati perché prendevano la pensione perché erano vecchi, e vabbè. I giovani che sono ciusi. Poi abbiamo colpevolizzato i giovani perché erano ciusi, e va bene. Adesso colpevolizziamo gli imprenditori perché hanno voluto la flessibilità. Io non ne conosco neanche uno che l'abbia voluta, ma magari sono io che sono strano, e quindi è perché sono pigri e non hanno voglia di innovare. Questo è il sistema nel quale siamo. Il dato della disoccupazione riflette una cosa estremamente semplice: le riforme del mercato del lavoro sono state fatte per favorire un aumento della disoccupazione. E questo perché? Perché all'interno del sistema nel quale siamo non possiamo più, dato che la Germania ha il proprio mercato isolato, nel senso che non ha più un marco che si rivaluta, ma è un euro che viene tenuto giù dalla Grecia, dal Portogallo, dalla Spagna, d'accordo? Noi che siamo un paese che avrebbe bisogno di una certa flessibilità del cambio, abbiamo la Germania che sta lì fissa, granitica, con un cambio sottovalutato, e quindi combattiamo noi contro la Germania con le armi spuntate. L'unica cosa che possiamo fare, visto che la Germania non rivaluta lei, come sarebbe naturale che facesse, per rendere i nostri beni più convenienti, è tagliarci i salari. Però qual è alla fine lo scopo? Il punto primo, affinché un operaio accetti di vedersi ridurre i salari, deve essere evidentemente ridotto la disperazione, cioè deve essere disoccupato, deve cercare, deve avere, bisogno di lavorare in qualsiasi modo perché nessuno gli offre del lavoro. Punto secondo, quando questo disegno funziona, all'interno del paese circolano meno soldi, il che significa, io per esempio 2 sere fa ero a cena con degli imprenditori che stanno tutti a galla, tutta gente che produce ricchezza o in Cina o in Brasile o in Sudafrica. Chiaro? Cioè in Italia non producono, o anche se tengono linee di produzione, comunque il loro mercato di riferimento non è più l'Italia. Ora vi rendete conto che questa situazione è del tutto pericolosa, anche perché io cercavo di far capire a questi signori: ma ragazzi, voi lavorate in Cina, che strategia avete? Vi rendete conto che fra 15 anni, con come sono, intelligenti, civili i cinesi, no? E con quanto stanno investendo in cultura e in ricerca, il loro Stato sta investendo, noi che non investiamo più, questi fra 15 anni fanno un prodotto che è come il nostro. A quel punto i loro stipendi saranno ancora bassi quanto i nostri, anche se aumentano lì a 2 cifre. E voi che fate? Avete semplicemente spostato il problema avanti di 15 anni. Se non chiudete adesso, chiudete fra 15 anni. Voglio dire, attenzione, uno può anche fottersene, può dire: beh, vado in pensione, chiudo tutto, poi me ne vado su un'isola deserta. E d'accordo, va bene così. Però il problema è: qual è la prospettiva di un sistema italiano ingabbiato da una concorrenza sleale tedesca da una parte e la legittima avanzata dei paesi emergenti dall'altra, che si trova a avere uno Stato che
non aiuta le imprese, le tassa troppo perché le tassa per ripagare i conti delle banche tedesche, non spende più in istruzione, io lo so perché insegno, vedo quello che succede ai miei figli e vedo quello che succede ai miei studenti, poracci loro, non spende per creare infrastrutture che comunque sarebbero necessarie, vale l'esempio della Salerno-Reggio Calabria di quello che è. No, cioè, questo paese si sta suicidando. E lo fa molto perché non è in grado di, non è in condizione di potersi governare da solo. Mi permetto di fare uno spot non richiesto, però tutto quello che è stato detto fino adesso è riassunto in un bellissimo post sul suo blog che è Goofynomics, la Germania è riassunto per i politici. Sì, esattamente. Devo dire, è accessibile a chiunque, nel senso non solo dal punto di vista che è in internet e quindi tutti lo possono vedere, ma anche il linguaggio, devo dire, è uno straordinario didatta, quindi si può capire anche se non si hanno grandi nozioni di economia. E io faccio la sovramarchetta perché nelle librerie sta andando a ruba il suo libro L'Italia può farcela, però Alberto se esce dall'euro. L'Italia può farcela se esce dall'euro, ma il problema è estremamente complesso. Io oggi, se voi cercate Alberto Bagnai blog e vedete quello che c'è scritto il 5 per 1000 spiegato a mia nonna, dove io spiego ai miei lettori cosa possono fare per dare il 5 per 1000 all'associazione Asimmetrie, che è l'associazione che ho costituito con Claudio Borghi Aquilini per fare corretta informazione sui temi economici. Claudio Borghi Aquilini non ha bisogno di presentazione, ovviamente, soprattutto su Radio Padania. Certo. E quindi da quest'anno questa nostra associazione, Claudio non è più vicepresidente perché con molta correttezza ha rinunciato alla carica di vicepresidente quando ha deciso di intraprendere un percorso politico, ma è sempre un socio, una persona con la quale mi confronto sempre molto volentieri. Allora, se non sapete proprio a chi darlo il 5 per 1000 potete darlo a noi, e vi spiego anche perché vi faccio vedere la performance dell'astro nascente dell'economia di sinistra, un tale Marcello Minenna, che se ne esce nel 2015 con delle cose che io e Claudio pensavamo di aver già dimostrato come assolutamente false 3 anni fa. E purtroppo il problema è che, questa pseudo-sinistra amica delle banche, che fa tutta un giro in bocconi prima, no, e poi si fa un giro magari, non so, in Consob, o magari al Fondo Monetario, o magari alla Banca Centrale Europea, poi torna qui a dire a noi quello che dobbiamo fare, è una legione sterminata. Come dice sempre Claudio, questi vengono fuori dalle fottute pareti. Vi ricordate Alien, no? Certo. Ne impallini uno perché dimostri che ha detto una cazzata, magari fai un articolo su un giornale anche, e subito dopo dalla parete ne esce un altro. Allora, però non dobbiamo fermarci, dobbiamo continuare a spiegare alle persone come stanno le cose, perché è l'unica soluzione. Voi, illo tempore, il partito a cui fate riferimento, passò agli onori della cronaca perché, se non ricordo male, il senatore Bosti parlò dei Oliare Mitra, non mi ricordo, Calà, fucili, i fucili, fucili, un leitmotiv. E tutti a stracciarsi le vesti. Però sentite, naturalmente io non auspico nessuna soluzione violenza, anzi esattamente il contrario, e suppongo che neanche il senatore Bosti la auspicasse. Ma il problema è che si sta accumulando una quantità di risentimento e di frustrazione, soprattutto nelle persone che vengono piano piano ad acquisire la consapevolezza del fatto che i mezzi di informazione mentono sistematicamente. Per esempio, se voi appunto andate sul mio blog, l'ultimo post fa vedere che questo signore è uno che è andato ex cattedra in televisione a parlare di cose delle quali non sa niente, e che decine di articoli scientifici e di esperienze storiche precedenti contraddicono. Io non faccio altro che far vedere numeri, far vedere quello che è successo. Tutti quelli che dicono ma se noi svalutassimo i prezzi esploderebbero, la ricchezza, tutte minchiate, perdonate il termine tecnico, cioè non se ne può più. Noi siamo passati attraverso episodi di riallineamento del cambio anche molto traumatici nel 92, come ricorderete, e tanti altri paesi hanno fatto esperienze simili, e quello di cui ci parlano in televisione non è successo né a noi né a nessun altro mai nel mondo,
e io lo faccio vedere, eppure si troverà sempre un soldatino disposto ad andare in televisione a raccontare cose che ci terrorizzano e che ci fanno prendere come scudo di salvezza questa moneta disfunzionale che, a detta di tutti gli economisti passati, presenti e futuri, è essenzialmente la radice della crisi nella quale siamo. Dico futuri perché sul sito del Fondo Monetario Internazionale uno storico dell'economia ha detto chiaramente queste parole: l'euro è destinato a fallire, fra 10 anni ci chiederemo come è stato mai possibile entrarci. Questo sul sito del Fondo Monetario Internazionale, ma la stampa italiana non ve lo dice, perché è un po' venduta, ma sicuramente per i più bravi, quelli che qualcuno si compra, e quelli meno bravi sono conformisti. Allora è per questo che è assolutamente essenziale sostenere chi, come voi, come io, cerca di dare una voce, diciamo, non conformista e indipendente. Guardate che io non ci guadagno niente, per esempio, da questi accidenti di lavoro. No, ma, per uno che fa il mio lavoro, insegnante di economia, dire questa cosa è l'equivalente di, non so, un seminarista che entra a San Pietro e bestemmia. Chiaramente non diventerà molto facilmente vescovo se si ricordano di quello che ha detto. certo. Io di quello che ho detto si ricordano tutti, perché lo scrivo e mi leggono pure, per cui capite bene che, come dire, non ho fatto esattamente il mio interesse, però è il momento per tutti di pensare non al proprio interesse immediato, ma all'interesse del paese. Allora, escono dalle fottute pareti, è una sensazione che anch'io, a livelli ovviamente molto più bassi, ma di espertoni di economia che ripetono le cose che trovano scritte in da giro. quando ci sono i social network. È una cosa incredibile, litigi tutti i giorni con i cosiddetti neoliberisti, gente che magari fa il fonico audio per omaggiare i nostri fonici e poi parli di economia e di cose che neanche conosce, però vabbè, in ogni caso con molta arroganza. Vabbè, c'è anche l'aspetto del dumping salariale, ma senza approfondirlo troppo. Se arrivano qui massi di disperati che non hanno niente da perdere, che lavorerebbero per qualsiasi cifra, è ovvio che siamo in difficoltà anche noi. Magari questo incide? Guarda che questo è un problema piuttosto serio, e anche qui esiste una letteratura scientifica. Io, diciamo così, constato una cosa. Non è esattamente il mio campo di indagine, perché non sono un economista del lavoro, però constato la singolare coincidenza del fatto che, come dire, i difensori della grande finanza sono anche i difensori di un certo tipo di mobilità indiscriminata del lavoro. D'accordo? Sì. E constato un'altra cosa, quindi tanto per capirci, il Dino Sellino che lavora alla Unipo, non so se esiste ancora, a Monte dei Paschi, è anche quello che è molto liberale sull'immigrazione. Perché? Perché tanto gli immigrati a casa sua non arrivano. Ma guardate, queste cose che dico io e ho il coraggio di dirle in pubblico, vi assicuro che anche dentro il PD c'è qualcuno che comincia a dirsele, perché io poi con questa gente ci parlo, la vedo, e questa gente sa che l'immigrazione è un problema, e sa che è un problema per chi sta male, non per chi sta bene. Io sto ai parioli, cioè, ma che me ne frega a me, io potrei essere liberalissimo, ma fate entrare tutti, tanto vanno da un'altra parte. Ma dentro anche la sinistra sta nascendo una riflessione, solo che se tu gli dici scusate, riflettiamo su questo problema che è un problema per gli elettori, qual è il riflesso pavloviano? Ma noi non possiamo inseguire la Lega sui suoi temi. Ma cazzo, se c'è un problema, è un problema degli elettori, non è che è un problema della Lega che se ne appropria. Qui sta succedendo una cosa assurda. Nel momento in cui qualcuno riconosce che c'è un problema, che può essere il primo che se ne accorge, può essere di destra, di sinistra, verde, bianco, rosso, giallo, non mi interessa. Tutti gli altri dicono no, non è un problema. Invece di cooperare con chi ha sollevato il problema per trovare una soluzione, negano che esista il problema per non perdere elettori. Ma non funziona così, perché alla fine il problema, se esiste, si presenterà con la sua diciamo, evidenza. Quindi questa cosa mi atterrisce. Devo dire che la stessa dinamica che si presenta rispetto alle tematiche europee si presenta anche rispetto alle tematiche dell'immigrazione, e questo purtroppo mi intristisce, perché mi fa capire che è un paese dove la classe politica è incapace di trovare delle sintesi, è incapace di parlare con gli elettori e anche incapace di parlare con se stessa.
Questo è un problema serio, non voglio che sembri un discorso antipolitico, siamo anche noi che dobbiamo esortare i politici a occuparsi dei nostri interessi. Chiaro. Dobbiamo salutarla purtroppo perché il tempo è tirannissimo. Gli abbiamo rubato anche siccome, ben più di se non quanto era sbaglio, possibile. suoni il clavicembalo. Passo al tour Sì, radiofonico. ci provo. Sì, prossimo concerto è a Verona, peraltro. Allora, io amo molto le suite di Handel. No, Verona, scusa, ho detto una scemenza, è a Varese. A Varese, a casa nostra, in casa. E come no? Ma quando? Alla Certosa di Torba. Allora, senta, ti scrivo subito dopo ci su sentiamo, Facebook. esatto. Comunque adesso ti dedichiamo il 4 luglio. 4 luglio. Siamo lì. Allora, però attenzione perché suoneremo solo musica napoletana. Ma qua siamo paesani, ma voi che credete che a Radio Padani stanno i padani? Ma per piacere. Vabbè, adesso Handel, la suite, le suite sono molto legate soprattutto alle esecuzioni di Glenn Gould, quindi te la dedichiamo, dai, non so se ti piace l'opera di Handel, quantomeno. Grazie Mille Alberto Bagnai, grazie mille. Facciamo il 5 podcast. per 1000 da simmetrie, mi raccomando. Sì, comprate il libro, l'Italia può farcela E leggete il blog e scrivetegli.